Adesso mi voglio parlarvi di Yuga Negheri. Yuga Negheri non è altro che... Cosa dice Yuga Negheri? Perché Yuga Negheri si dice in veneziano, dice salumiere in lingua italiana. Queste persone che a Venezia venivano tanti secoli fa, e tutte a Gordine ho preso poco da che parti. E porta tutte quanti dei cognomi col DA oppure con l'RO di A come da Tos, che da Tos non è altro che un paese della Gordina, come i da Pian, come i da Ross, e esiste anche i Rossi a Venezia, già tanti uganegheri. Mica ne ho conosciuto anche uno che aveva una bella bottega in Cae di Boteri, ed era una persona squisita. E i da Tossi invece io mi l'ho visto nascere, perché uno che aveva l'età di mia mamma è morto a 102 anni, cioè se gli era più vecchio dei fratelli. Dopo che c'erano femmine, poi c'era Beppi, Marceo e Angelo. Ai Bari io avevo anche la concessione da parte del comune di Maceara. E mi da figlio mi ricordo che andavamo a Riva del Biagio e a ciò si vedeva passare tutti i fiati porsei, pareva che fosse in processione. E noi sapeva che andava a far salami e musetti. Comunque poco male di qui, perché anche se vive di brigioie, di brigiolette, di ardo, di tutto. E il porseo non va buttato via niente. Dal Pio ai Ungi, ai Codeghi, mamma mia, messi sui fagioli, col musetto i penini, quando chi fa i bori, chi partanti dolfini, chi va su e giù, chi si cucina e viene fuori sta pasta e fagioli, che si innamora, ma non che c'è dottrina che possa far pari con sta gente che c'è qua. Brave persone. Questi erano i uganegheri.